Ondata di furti in case e abitazioni lungo la riviera del Brenta, da Pianiga Stigliano fino a Dolo e ancora a Mira tra Oriago e Barbarana. Cittadini esasperati. La Guardia di Finanza di Venezia stronca un maxi traffico di droga tra Albania e la Macedonia in un casolare nel San Donatese, la base operativa della banda. Nostro viaggio tra gli studenti delle scuole di Milano, costretti a stare in classe con temperature artiche in mezzo all'acqua alta con tubi rotti e secchi tra i corridoi. Dopo le critiche piovute in questi giorni, la Regione Veneto dice la sua sul rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riguardante la Pedemontana Veneta. Altra giornata nera lungo la A4, traffico intenso di mezzi pesanti, lunghe code, incidenti hanno caratterizzato tutta la giornata di oggi dopo il lungo ponte festivo. Nuova allerta meteo dopo le esondazioni in Emilia-Romagna, previsto l'arrivo di forti e intense piogge con possibili criticità anche nella nostra regione. Giornata della memoria per ricordare i giovani martiri della resistenza trucidati dai nazisti. Nel racconto dei testimoni diretti il viaggio nei luoghi dell'eccidio. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Questi i titoli. In primo piano dunque lo avete sentito, la cronaca e l'ennesimo furto in casa lungo la riviera del Brenta. Stavolta siamo a Dolo, dove un 68enne del posto è stato colto da infarto dopo il 10° assalto subito. Dopo il 10° assalto tra rapine e furti subiti in via del Vaso è ancora chiuso il negozio di Giovanni per tutti Gianni Ferraresso, 68enne di Dolo, colto da improvviso infarto e portato d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto al 3° delicatissimo intervento di bypass. Oggi dalla rianimazione è stato trasferito al reparto di terapia intensiva cardiologica. La sorella, una professoressa in pensione schiva e riservata, si è barricata in casa. Porte, finestre e scuri sono rigorosamente chiusi anche di giorno, al punto da far apparire la casa completamente abbandonata quando in realtà non lo è. Qui in Riviera, specie tra Oriago e Borbiago, la gente è più che esasperata, inerme e sotto shock. Hanno cominciato dalla via Malpaga e adesso stanno venendo anche per le stradine interne. Gente che teme di trovarsi faccia a faccia con i ladri oramai privi di ogni scrupolo. Sì, qua proprio in questa stradina, 2 famiglie qua, soprattutto anziani, ecco, che purtroppo magari sono già anche venuti perché non è la prima volta, da una signora qua è già la 3ª che vengo. Aveva scelto il Veneto orientale come base principale di operazioni la grossa organizzazione internazionale di trafficanti di eroina sgominata dalla Guardia di Finanza. Un casale di campagna nel San Donatese trasformato in gigantesco magazzino dell'eroina, dove ogni giorno chili e chili di droga venivano stipati e suddivisi in dosi più piccole destinate a inondare tutto il nord Italia. Il luogo era costantemente sorvegliato da guardie armate, al servizio della vasta organizzazione internazionale smantellata dall'operazione congiunta della Guardia di Finanza di Venezia e di Pisa. Dalle prime ore del mattino, 80 finanzieri hanno arrestato e portato in carcere 9 albanesi, presunti membri dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Altri 2 albanesi e un italiano sono stati colpiti da provvedimenti cautelari. 10 le perquisizioni in altrettante abitazioni tra Venezia, Milano, Bolzano e la Brianza. L'indagine è stata sviluppata in collaborazione con le procure e le polizie albanesi e macedoni. I membri della banda spacciavano gigantesche quantità di eroina in Italia finanziandosi con lo smercio di volumi più piccoli di cocaina. L'organizzazione aveva creato una rete di distribuzione in Toscana, Lombardia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige. La droga giungeva dall'estero a bordo di autovetture munite di doppi fondi, con alla guida persone insospettabili in precarie condizioni economiche. 11 corrieri individuati e arrestati mentre la trasportavano. E adesso ci spostiamo a Mirano, dove gli studenti degli istituti superiori e dei licei sono costretti a stare in classe con i giubbotti addosso in mezzo a perdite d'acqua dovute a infiltrazioni dal soffitto e dai tubi rotti. Il loro racconto. Ci troviamo la classe allagata non perché piove ma perché ci sono i tubi rotti. Fa molto freddo, soprattutto in certe classi che bisogna stare col giubbotto, anche i termosifoni sono stati spenti anche durante
questi 3 giorni che siamo stati a casa o anche in palestra soprattutto. Ci ritroviamo a scuola come se fossimo a Venezia appunto con l'acqua alta, sì. Dal liceo Majorana agli istituti tecnici Levi e 8 Marzo i racconti degli studenti di Mirano sono sempre gli stessi. Quindi per i corridoi è pieno di secchi e anche nelle classi, in alcune classi ci sono perdite di acqua anche sopra i computer, infatti alcuni hanno dovuto spostarli. La sindaca Maria Rosa Pavanello, interpellata, ci ha mandato a dire che il piano di ristrutturazione delle scuole non è di sua pertinenza, bensì della città metropolitana. Peccato che l'edilizia scolastica sia comunque di fatto di competenza del comune. In ogni caso, nel rimpallo di chi deve fare cosa, a rimetterci loro, gli studenti, costretti a stare in classe vestiti come sulle piste da sci e tra un po' anche con l'ombrello aperto. Non si può andare avanti così, insomma. Ci hanno anche detto quelli di quinta che negli anni scorsi non era mai stato così, cioè la situazione è sempre stata grave, però mai come quest'anno. E quindi cioè se piove, se proprio ci sono temporali, c'era un giorno in cui erano pieni di secchi proprio che dovevi fare lo slalom nei corridoi. Ma poi anche per le classi future, perché non è possibile che venga in una scuola che perda acqua, faccia freddo. Ricordiamo che i ragazzi trascorrono anche fino a 8 ore a scuola ogni giorno, tutti i giorni, di fatto la loro seconda casa. È alla scuola che i genitori affidano i propri figli. Giornata storica per il crack BPV. Oggi infatti si è aperta l'udienza preliminare in tribunale a Vicenza. Tra sit-in dei risparmiatori fuori dal Palazzo di Giustizia e code per la costituzione di parte civile. Naturalmente tanta la rabbia di chi ha perso i propri risparmi. È incredibile, però la realtà è questa. Ho messo da parte per anni e anni qualche soldino, spariti. Ride per non piangere, lui come tanti ha perso i suoi soldi in quel gorgo che è il crack BPV e dire che i risparmi per lui erano vitali. Che li mettevo da parte per curarmi, che come si vede ho le mie problematiche fisiche. Le cicatrici del crack BPV, c'è chi oggi non ha più i soldi per curarsi, c'è chi ha perso tutti i suoi risparmi. Tutti i risparmi miei, di mio marito di 40 anni, 41 anni io di lavoro, 41 lui e poi la mia eredità. Avevo investito tutto lì in Banca Popolare. In questa situazione è una banca proprio che si è comportata malissimo, quei creati vecchi da 40 anni non doveva fare questo. Assolutamente. Io esigo che mi venga restituito quello che ho dato, non una lira in più e non una lira in meno. Ci auguriamo tutti che succeda qualcosa di positivo per dare un segno forte da parte delle istituzioni, perché chi ha perso tutto non può essere lasciato abbandonato. C'è bisogno di un segno forte da parte delle autorità competenti, perché i risparmiatori chiedono giustizia. Nella giustizia molte situazioni mi fanno pensare al contrario, guai se non ci credessi, vuol dire cioè perdere già in partenza. Giustizia, dov'è la giustizia in Italia? Ma dov'è? Non lo so, mi viene voglia di andare via dall'Italia, mi fa schifo stare in Italia, veramente. Cosa vuoi farci? This is Italy, questa è l'Italia, caro ragazzo, this is the very big problem. E numerose le reazioni politiche scatenate in Veneto dall'udienza del processo BPV. Non è solo per un astratto senso di giustizia che i risparmiatori attendono con trepidazione l'esito del processo apertosi oggi sul crack di Banca Popolare di Vicenza. Tra chi si augura che la giustizia faccia rapidamente il suo corso anche il capogruppo democratico in regione Stefano Fracasso. C'è uno sforzo in Parlamento per istituire questo fondo a ristoro dei risparmiatori che mi pare un segnale positivo che va nella direzione giusta. Ovviamente senza delle sentenze che mettano nero su bianco chi ha fatto cosa è difficile anche per i risparmiatori procedere a delle rivalse rispetto a questi responsabili. Il numero di persone fuori dall'aula di giustizia stamattina, gli fa eco Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, dà l'idea di quanto è sentita la questione nel territorio veneto. Quello delle banche è un problema che andrebbe affrontato anche riformando l'organizzazione della giustizia. Non è più possibile
affrontare a livello di singole procure questi reati, queste fattispecie di reato. Occorre specializzare gli uffici, i temi finanziari vanno affrontati da un ufficio specializzato. Altra giornata nera, l'ennesima lungo l'autostrada A4, traffico intensissimo di mezzi pesanti, lunghe code, forti rallentamenti hanno caratterizzato l'intera giornata. Un fenomeno ampiamente previsto e dovuto a 2 giornate festive ravvicinate durante le quali i mezzi pesanti non potevano transitare. A complicare la situazione un tamponamento tra tir accaduto in A4 intorno alle 15 nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Una persona ferita è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti personale di autovie, i soccorsi meccanici, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Il tratto tra Villesse e Palmanova è stato chiuso, così come lo svincolo in entrata a Villesse, direzione bivio A4. Si è registrato fino a 1 chilometro di traffico bloccato nel tratto interessato dall'incidente. Code si sono registrate anche lungo il tratto Palmanova-Latisana. E dopo le critiche piovute in questi giorni, la Regione Veneto ora dice la sua sul rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riguardante la Pedemontana Veneta. Dall'ultima relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emerge che l'intervento della Regione è corretto, modifica le condizioni precedenti in senso più vantaggioso verso il soggetto pubblico e soprattutto non è illegittimo. Così Marco Corsini, commissario straordinario regionale della Superstrada Pedemontana Veneta, interpreta il documento che in questi giorni ha alimentato le polemiche da parte di chi continua a opporsi all'opera pubblica. Non c'è un passo della delibera ANAC che parla di danno erariale, anzi ci sono più passi che danno atto del grande risparmio che abbiamo ottenuto e della convenienza delle condizioni economiche spuntate in sede di revisione della Convenzione, quindi non c'è assolutamente nessunissimo pericolo di danno erariale, anzi semmai un danno si è evitato. Alcune criticità per l'ANAC non sono ancora risolte, riconosce Corsini, ma con giudizio negativo non definitivo. La prima è il contributo ulteriore di 300 milioni ai costruttori. ANAC dice che falserebbe la concorrenza se non fosse accompagnato da garanzie contrattuali che noi abbiamo da tempo già chiesto, quindi eravamo in anticipo rispetto a questo rilievo. Il secondo rilievo riguarda le previsioni di traffico, tarate su un limite di 130 km/h anziché su 110. È una differenza assolutamente irrilevante, non è in grado di alterare in modo significativo le previsioni di traffico. Sia l'avanzamento dei lavori che il pagamento degli espropri in questo momento sono al 35%, rendono noto da Palazzo Balbi, impensabile fermare l'opera a questo punto. Man mano che l'opera va avanti gli oppositori corrono il rischio di rivelarsi patetici. Io farei appello al senso di responsabilità di queste persone, insomma non ha senso perseguitare l'amministrazione e quelli che continuano a fare il loro dovere e lasciassero che l'opera vada avanti, tanto si mettono l'anima in pace, l'opera è irreversibile, non si può pensare di interromperla e farci una pista di pattinaggio. Le precipitazioni che si sono registrate nella giornata di ieri, accompagnate da un aumento dello zero termico, hanno determinato incremento dei livelli idrometrici lungo la rete idraulica principale, ad esclusione del bacino dell'Adige. Particolare rilevanza sta assumendo la propagazione della piena lungo il fiume Tagliamento. Sulla base di questa valutazione, contenuta nell'avviso di criticità idrogeologica e idraulica, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica e idrogeologica su buona parte del territorio veneto, con criticità arancione, ovvero preallarme sul bacino Livenza-Lemene-Tagliamento. Lo stato è valido fino alle 12 di domani. Il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre non si perderà tra le nebbie della burocrazia fino ad essere dimenticato, lo garantiscono i leghisti in Consiglio regionale. Il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre non è stato dimenticato dalla Lega, che in Regione ha fatto la sua mossa per garantire il voto il prima possibile. La Regione ha già mandato una lettera a Roma per chiedere l'election day, quindi risparmiare sui costi del referendum, che sta aspettando solamente la sentenza del TAR, che dovrebbe essere per il 21 febbraio. Qualunque sia la risposta del governo, assicura il consigliere regionale Alberto Semenzato, chi a Venezia si illude di evitare il referendum sarà presto costretto a ricredersi. È una questione solamente di quando, ormai sì, è già stato deciso e quindi su questo non ci sono dubbi. La Lega veneziana poi, ricorda Semenzato, non solo è a favore del voto ma è convintamente per il sì. Venezia è una città d'acqua, Mestre è una città in terraferma, hanno
hanno condizioni a partire ad esempio dalla viabilità che sono totalmente diverse, di conseguenza devono anche essere gestiti in maniera diversa per dare anche a Venezia quello statuto speciale che è stato tanto decantato sia in campagna elettorale delle comunali e la Lega che in campagna elettorale per le regionali da Luca Zaia. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, oggi giornata speciale a Mirano, vicino al monumento al partigiano, per ricordare 6 giovani partigiani del gruppo di Luneo trucidati in piazza dai nazisti. Mi sapete dire che cosa accadde tra il 10 e l'11 dicembre del 1944 qui in Piazza Martiri? Un fatto riguardante la resistenza, adesso partigiani. C'è qualcosa relativo a forse la resistenza? Nella piazza è chiusa al traffico per la giornata di commemorazione dei caduti durante l'eccidio del 1944. Sotto al monumento del partigiano è lei, Anna Maria Spolador, a raccontare agli studenti cosa accadde la notte tra il 10 e l'11 dicembre di 73 anni fa. Stretta forte al petto la foto in bianco e nero del fratello, trucidato insieme ad altri 5 compagni dai nazisti. Mio fratello era precisamente appoggiato in questo cippo qua, diciamo, con la faccia rivolta da questa parte a mezzogiorno, diciamo. Mentre l'altro ragazzo, che dicevano era il cugino, ma non è vero, erano solo amici, l'avevano messo da questa parte a braccetto con la faccia rivolta alla piazza. Giornata della memoria con gli studenti che hanno percorso i luoghi della tortura e della fucilazione dei giovanissimi martiri di Mirano, dalla Casa del Fascio, ora dimora della Guardia di Finanza, fino alla sede del municipio. Un pezzetto della nostra storia per la grande storia d'Italia e non soltanto. Ricorderò il dolore delle persone che hanno vissuto veramente queste storie. È una storia molto triste che mi ha toccato particolarmente perché è successo qua vicino a noi. Sapevate che cosa fosse accaduto qui in questa piazza? No. In ogni punto i racconti portati dai testimoni diretti, come Anna Maria, il suo monito ai ragazzi. State attenti perché non ci siano qualcuno che vi tradisce, qualcuno che vi trascina, perché è la piccola fiammella che fa esplodere un grande fuoco. Cambiamo argomento, vi ricordiamo la rubrica dedicata ai presepi che torna puntuale anche quest'anno. Potrete inviare le immagini della vostra rappresentazione della Natività, un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli più amati. Inviate le immagini ai contatti che vedete in sovrimpressione. Se usate lo smartphone ricordatevi di realizzare le immagini con il telefono in posizione orizzontale. Nel caso non possiate fare voi le riprese, scrivete o lasciate un messaggio alla segreteria telefonica con il vostro nome, il vostro indirizzo, numero di telefono e le caratteristiche del vostro presepe, in modo che noi possiamo contattarvi e venire personalmente a fare le riprese che poi verranno mandate in onda nel corso del nostro telegiornale, proprio come le immagini del presepe realizzato dalla famiglia Trentin di Asseggiano. Vediamo.
ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà questa sera di BPV, della prima udienza del processo appunto per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Ospiti in studio il professor Francesco Pontelli, docente di economia, e Andrea Arman dell'associazione Don Torta, che riunisce i risparmiatori che hanno perso tutto nel crack delle Popolari Venete. Con l'edizione da Venezia è tutto, vi lascio le previsioni del tempo e vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento su Antenna 3. Residua instabilità sulle nostre regioni con le piogge che si spostano verso est. Il tempo dunque risulterà essere in graduale miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ultime occasionali precipitazioni sul Padovano settentrionale, sul Trevigiano e anche sul Veneziano. Neve debole sul Vicentino e sul Bellunese sopra i 1000 metri circa, più sole sul resto dei settori. Temperature massime comprese tra 7 e 10 gradi, valori notturni tra 2 e 5 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qua resiste una certa instabilità sulla nostra regione, con possibilità di precipitazioni sparse localmente anche a carattere temporalesco, e la neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000 metri, localmente anche a quote inferiori. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 6 e 7 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Breve periodo di tempo asciutto e soleggiato su quasi tutto il territorio, da segnalare qualche nebbia possibile sulle valli del Trentino. Temperature massime sui 7-8 gradi, valori notturni in diminuzione e previsti tra -4 e 0 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati da sud-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo è tutto, arrivederci.